Nevio Zanardi, musicista e pittore, insomma, voglio dire, due grandi arti che si incontrano. Sì, due arti che si incontrano, con tecniche diverse, però la finalità delle due arti è la stessa, quella di rendere, di comunicare la bellezza, di dare emozioni, di condividere con chi guarda, con chi ascolta la bellezza che è contenuta sia nella musica che nella pittura, quando c'è. Secondo lei Genova è più da dipingere o più da cantare e suonare? Cioè, Genova è una città, io l'ho detto anche a Bucci, Genova ricordatelo che è una città d'arte. Genova è una città d'arte, non è solo una città di porto. Ripeto, Genova è una città d'arte, ha dato in tutti i campi da secoli personalità straordinarie, in ogni campo, e continua a darli. Questa è una grande, e purtroppo questo viene dimenticato, e questo è un guaio, è veramente una cosa molto... A Genova, dopo Venezia e Roma, abbiamo i più bei palazzi d'Italia. A Genova. Quindi si possono dipingere e musicare, va bene. Sono nato in Portore e ne sono orgoglioso di essere genovese. Arrivo da una famiglia di contadini, però orgoglioso. Bene, e allora la salutiamo, ormai insomma tutta la manifestazione sta per iniziare, grazie.